Sono Marconi Stefano, il capo dell'Ispettorato Interregionale di Venezia, che è la struttura creata dal 1 gennaio 2017 da quelle che sono le ex direzioni del lavoro e sono gli ispettorati oggi chiamati ispettorati territoriali del lavoro. Noi abbiamo la competenza nel valutare quelli che sono le genuinità dei rapporti di lavoro che sono costituiti all'interno delle aziende. Da questo punto di vista uno dei fattori che noi andiamo a verificare è appunto se il rapporto di lavoro costituito sia regolare oppure non conforme alla normativa vigente. Oggi siamo qui ad affrontare il tema della tratta delle persone umane e soprattutto le esperienze nei territori in un campo che è quello della multiagenzia, dove più soggetti che si occupano dei controlli lavorano insieme in rete ed in sinergia per cercare di focalizzare sempre di più gli obiettivi sensibili e quindi aggredire quella che è la violazione della normativa vigente in campo lavoristico. Da questo punto di vista il Veneto tra il 2016 e il 2017 ha riscontrato un tasso di irregolarità che è sensibilmente rilevante, in quanto nel 2016 le persone irregolari riscontrate dai nostri uffici sono state 5.800 circa, mentre quelle in nero erano 2.300. Quindi con una percentualità di lavoratori in nero su quelli irregolari del 39%. L'anno 2017 invece vede un aumento dei lavoratori irregolari che arrivano a 6.600, quindi circa 860 persone in più che sono state utilizzate irregolarmente nelle aziende. Quindi abbiamo un 15% in più di irregolari nel 2017. Però sono diminuiti i lavoratori in nero, cioè i lavoratori sconosciuti alle pubbliche amministrazioni, e da questo punto di vista c'è una riduzione dell'11% dei lavoratori in nero rispetto all'anno precedente, con un numero di 256 persone, insomma, che sono state comunque trovate in nero. Quindi quanti sono in nero? Quindi in nero sono 2000 e circa 2050. Però quello che è significativo è che praticamente, che fa riflettere, è che quasi un lavoratore irregolare su 3 è totalmente in nero in regione. E il settore più a rischio per questo fenomeno è l'agricoltura, dove 2 occupati su 3 sono appunto in nero. Poi abbiamo il fenomeno del clandestino lavoratore e da questo punto di vista anche qui vi è un aumento del personale clandestino utilizzato in campo lavorativo dell'11% rispetto all'anno precedente. Devo però precisare che la capacità di riscontrare l'irregolarità è proprio nell'aumento di quelli che sono gli strumenti di intelligence dei nostri servizi, perché questo ci permette di cercare l'obiettivo e quindi di focalizzare l'attenzione su quelle aziende che hanno degli indici sintomatici di irregolarità, e questo ci permette di avere dei tassi elevati di irregolarità, che quindi è dovuto proprio alle capacità sempre più raffinate di relazione con gli altri sistemi di controllo e soprattutto con le banche dati. Gli sfruttatori sono italiani, sono stranieri, sono gruppi, singoli? Diciamo che gli sfruttatori sono imprenditori, quelli che abbiamo intercettato sono imprenditori singoli, oppure sono imprenditori che pur singoli sono all'interno di una rete per lo sfruttamento lavorativo di questi soggetti deboli perché? Perché comunque se sono clandestini ovviamente devono accettare qualsiasi condizione di lavoro e sono ovviamente quelli più vulnerabili in questo sistema di mercato del lavoro drogato da questa possibilità di utilizzare le persone che sono comunque svantaggiate. Però quello che è capitato nei nostri accertamenti è che spesso lo sfruttatore è della stessa etnia dello sfruttato, e quello che è singolare è che se non vengono seguiti le vittime, spesso le vittime pensano di non essere sfruttate nell'attività lavorativa, ma comunque che il loro datore di lavoro sia anche un benefattore, perché comunque gli procura il lavoro, gli procura anche una condizione comunque alloggiativa, anche se poi dopo è precaria, però non è percepito come un vero sfruttatore. Quindi bisogna
superare questa barriera culturale, perché queste persone straniere non parlano italiano e quindi quando arrivano in Italia si possono aggregare ai soggetti che sono di loro più vicini, che sono appunto i loro connazionali. Però bisogna distinguere, perché ci sono anche degli italiani comunque che sono stati trovati come ad utilizzare persone comunque clandestine e anche qui in questo caso sfruttate. Si può parlare di un traffico organizzato o diciamo l'imprenditore agisce su idea personale? L'imprenditore, no, dipende dai soggetti. Ci sono delle imprese che sono all'interno proprio di una rete, che costruiscono una rete. C'è un caso addirittura di soggetti che hanno utilizzato documenti falsi per far venire in Italia delle persone e qui utilizzate, addirittura sfruttate a livello di schiavitù. In Veneto? In Veneto sì, c'è stato un caso infatti in cui è stato appunto denunciata una persona appunto per riduzione di schiavitù di un connazionale. Quello a Cavarzere, a Chioggia? Quello è un altro caso, anche quello, questo era un caso invece nel Veronese. Quindi ci sono più casi e hanno diciamo una dinamica differente, però ci possono essere situazioni in cui l'imprenditore si presta a fare da mediatore, nel senso che raccoglie quelli che sono le persone più deboli, le comunque utilizza, nel senso che le mette in rete, quindi le utilizza magari nei campi in agricoltura di altri. E quindi questo è, magari creando documenti falsi per cui è anche ignaro l'utilizzatore finale di questo lavoratore. Quindi non sempre l'utilizzatore finale è a conoscenza del fatto che il lavoratore sia irregolare, perché se i documenti sono falsi, quindi lui pensa di essere comunque di avere una persona che è comunque regolare, anche se spesso queste forme sono forme di sfruttamento lavorativo, di somministrazione illegale, perché comunque la somministrazione non sono appalti dove io mi presto a svolgere un servizio, ma semplicemente queste occasioni succede che io affitto la persona e non sono un'agenzia di somministrazione. Quindi c'è un'evasione. È l'unica titolata a poterlo fare. Io non posso prestare un lavoratore che ho a una terza azienda senza essere un'agenzia di somministrazione. In questo caso invece sono irregolari questi lavoratori e vengono semplicemente affittati come forza lavoro. È proprio un mercimonio delle braccia in questi casi, anche se diciamo che i dati in Veneto sono contenuti per quanto riguarda questo tipo rispetto alle altre regioni? Rispetto alle altre regioni comunque ad esempio l'Emilia Romagna, che possiamo paragonarla, ha una percentuale più elevata di lavoratori clandestini trovati nel territorio, quindi se la paragoniamo diciamo che è abbastanza simile come regione. L'ultima cosa che le chiedo, si può stimare un guadagno di questi truffatori? Più dei truffatori si può, abbiamo, senza ipotizzare, ma abbiamo i dati relativamente ai pagamenti di queste invece dei lavoratori sfruttati, che in certe occasioni abbiamo visto venivano pagati 2,5 euro, 3 euro all'ora e in altri, in un caso erano pagati 200 euro al mese e addirittura venivano versati 200 euro nello stato di provenienza di questo lavoratore, al padre di questo lavoratore che era un giovane lavoratore, e quindi diciamo che lui non neanche vedeva questi soldi ed era ridotto in schiavitù, perché poi oltre che svolgere attività di pulizia nell'azienda dove era utilizzato era anche al servizio degli stessi imprenditori e soprattutto era talmente soggiogato che quando vedeva comunque gli imprenditori doveva salutarli baciando i piedi, quindi questo è proprio un fattore culturale. Questo dove? Questo sempre a Verona, mi pare.